como deben presto sioni, che se ora de inizia. Lui che gli può pauri e sta pronti a incantare, e se busse qua sentati, con la voglia e col fermento, deve dar sulla scena grandi amori e patimento. Siamo venuti a sprologarne, a mirarne con devozione, che stavolta i grandi sogni è restati un gran dono. Torneremo sulla scena, riadattata, reinventata, una storia che poi in fondo è successa in verità. Racconteremo sogni, ambizioni, dubbi e speranze, grandi emozioni, che le ha portato in un sol giorno sopra del palco la realtà. Cade colpo le luci in sala, siete stupidi ritrova sotto la maschera sul viso, presto sveliamo un sorriso. Cade colpo le luci in sala, siete stupidi ritrova sotto la maschera sul viso, presto sveliamo un sorriso. No, fermatevi, non abbassate la tenda, fermatevi! Ma perché si Orazio al vuole che la sbassa? Per provare il terzo atto non vi è bisogno. Ma non che c'è motivo di tenere così. Signor sì, voi altri non pensate quello che penso io. Lasciate su quella tenda. Ascoltate il signor capo di compagnia, piuttosto che da prendere dei lumi. Perché? Con la tenda calata sarà buio, non vedremo niente. Abbassate subito la tenda che non voglio spendere il lume. Bravo! Viva l'economia! I comici non si arricchiscono, quanti ne acquistano, tanti ne spendono. Felici quelli che in capo all'anno la levano del pari. Ma per qual motivo non volevate alzare la tenda? Ciò che nessuno vedesse provare le nostre scene. A me stamattina. Ma ci vuole che venga a teatro. Vi sono dei curiosi che si leverebbero avanti giorno. La nostra compagnia è stata veduta tante volte, non vi sarà poi tanta curiosità. Ma abbiamo dei personaggi nuovi. È vero, questi non li si deve lasciare vedere alle prove. Quando si vuol mettere in grazia un personaggio conviene un poco farlo desiderare. Per farlo comparire bisogna dargli una piccola parte ma buona. Sì, e che siete qui che preghi i poeti a ciò che scrivono la commedia sono di loro. Male, malissimo. Se sono buoni annoiano, se sono cattivi fanno venire la rabbia. Ma signor capocomico, che c'è speranza che l'arriva stamattina la compagnia? Questo è l'uso comune dei commedianti, levarsi sempre tardi. La nostra maggior pena sta nelle prove. Ma le prove sono quelle che fanno buono il comico. Oh, ecco la prima donna. Non è poco che sia venuta prima degli altri. Tanto le prime donne hanno la vanità di farsi aspettare. Ecco qui, io sono la prima di tutte. Queste signore donne non favoriscono. Signor Orazio, se tardano io me ne vado. Cara signora, arrivati in questo momento e già vi inquietate. Abbiate pazienza, ne ho tanta io, abbiatene un po' a voi ancora. Non si poteva avvisare una volta che tutti fossero arrivati. Sentite? Parla da prima donna. Che vuol pazienza. No, vi ho pregato di venire per tempo prima degli altri per poter discorrere circa la direzione delle nostre commedie. Non siete il capo della compagnia, voi potete disporre senza dipendere. È vero, posso disporre, ma ho piacere che tutti siano di me contenti, e voi specialmente, per cui ho tutta la stima. Vuole dipendere dai suoi consigli. Oh, e sente tutti, ma non ascolta nessuno. Ditemi, signor Orazio, qual è la commedia che avete destinato a fare domani sera? Quella nuova intitolata Il padre rivale del figlio. Ieri abbiamo provato il primo e il secondo atto, oggi proveremo il terzo. Per provarla non ho difficoltà, ma per farla domani sera non sono persuasa. Sentite? Non la prova. Sì, la si E contenterà. quale commedia sarebbe meglio rappresentare per voi?
Il poeta che somministra a noi le commedie ne ha fatte 16 nuove quest'anno, tutte di carattere, tutte scritte, facciamo in una di quelle. 16 commedie in un anno? Ma bisogna che ne abbia Ma che copiate. copiare? Si è impegnato di farle e le ha fatte. E quali sono i titoli delle 16 commedie? Vi dirò le più importanti. Il teatro comico, il giocatore, l'adulatore, la bottega del caffè, la finta ammalata, i pettegolezzi delle donne e altre commedie veneziane. Ma fra questa non è la commedia che dobbiamo fare domani sera. Non è forse anch'essa del medesimo autore? Sì, è sua, ma è una piccola farsa che gli non conta nel numero delle sue commedie. E perché dunque vogliamo fare una parte e non piuttosto una delle migliori commedie? Cara signora, sapete bene che ci mancano due parti serie, un uomo e una donna, e se questi non giungono non si potranno fare commedie di carattere. Se facciamo le commedie dell'arte stiamo freschi. Il mondo è annoiato di vedere sempre le stesse cose. Ormai il pubblico sa che cosa deve dire Arlecchino prima che egli apra bocca. Per me vi protesto, signor Orazio, che in pochissime commedie antiche reciterò. Sono invaghita del nuovo stile. Solo questo ora mi piace. Domani sera reciterò. Perché se la commedia non è di carattere, almeno condotta bene, si sentono ben maneggiati gli affetti. Però, se non si compie la compagnia, dovrete fare a meno anche di me. Ma intanto... Orsù, signor Orazio, sono stata in piedi abbastanza. Vado nel mio camerino. Brava, chiamatemi. E dite a queste signore comiche che non si avvecino a far aspettare la prima donna! A voi ridete, io bestemmierei. L'avete detto voi che ci vuole pazienza. Ma ormai ce n'è poca. Ecco il pantalone. Oh, caro amico, fatemi un piacere. Andate a vedere se arrivano le signore donne. Volentieri anderò. Già prevengo di ritrovarle. O in letto o alla tavoletta. Perché sono queste le loro principali incombenze. O riposare o farsi belle. Un bel levato, signor Domino. Signor Orazio, patrono stimatissimo. Che avete che mi sembrate turbato? Non so neanche a me. Mi sento un certo tremasso attorno che mi fa di aver la fredda. Ah, mi sentite espulso? E sappiamo dire se batte in tripola o al tempo ordinario. Oh! Signor Orazio, non la mi faccia andare sopra il piano. Una volta. Niente febbre, ma il polso è molto agitato. Avete qualcosa che vi disturba? Sì, ho una paura che non so in che mondo che Ha sia. paura di che? Ditemi con libertà che se vi posso aiutare lo farò. O volete che mi parla scelto, ne parlerò. Le commedie del carattere le assomena al mestiere. Un povero commediante che ha fatto l'arte, che si è uso del tira all'improvviso, che ne va e che viene, trovandosi necessità di dover studiare e di dover dire premedità, se ha reputazione bisogna che ti pensa, bisogna che studia, che si sfatica e che trema ogni volta che si fa una nuova commedia, dubitando di non saperla quanto basta o di non sostenere il carattere come se necessario. È vero che vi vuole maggiore fatica, ma quanta reputazione acquistano i comici? Con tutte le commedie dell'arte avreste mai riscosso all'applauso che avete avuto nell'uomo prudente, nell'avvocato, dei due gemelli, e in tutte quelle nelle quali il poeta ha prediletto il pantalone. Signor Orazio che aveva ragione, ma mi tremo sempre, mi fa sempre che il salto sia troppo grande. E mi ricordo quei versi del Tasso, mentre i voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi essere vicini. Sapete a memoria il Tasso, vi preoccupate della para. A Venezia il Tasso è famosissimo, il disaga tutti imbriaghi e c'è sempre sta ascoltavo volentiera. Su Venezia vi sapete ben barcamenare, vi siete divertiti. Ho fatto di tutto un po'. Con le belle donne come ve la siete passata. E porto in me di quelle donne stesse le onorate memorie ancora impresse. Bravo signor Tonino, mi piace il vostro brio. Oh, vi sento spesso cantare. Coco Bessi canto sempre. Fatemi un piacere, intanto che aspettiamo i nostri compagni, cantatemi una canzonetta. Bianco, veda, so senza Bessi. Appunto, vi provvederò. Ho studiato 3 ore e volevo che canta, compatibile non che posso sentire. Già siamo soli, non ci sente Non nessuno. posso, e dico che non Ma posso. fatemi questo piacere. Volevo forse farmi cantare al teatro. Perché no? Signor Orazio, mi passo da pantalone e non da musico. Se avesse volesto far da musico, non cavaria il comodo di attaccarmi la barba. Sì, prima o poi canterà. Riferisco il signor Oh, Orazio. signora Beatrice, vi sono schiavo, voi siete delle più diligenti. Io faccio sempre volentieri il mio debito. Osservato, siccome la parte che mi è toccata nella commedia che oggi si prova è lungo un dito, ne ho presa un'altra in mano e la vado studiando. Bravissima, così mi piace. Di che commedia si tratta? Questa è la parte di Cate nella putta onorata. Ah, mi piace quel
molto le donne filano sempre. Ma perché sono finiti i pollastri? Le spiego, una appena gioco, una ai festini, una al teatro. Insomma, per noi povere donne non restano che le piccole penne matte e qualche volta toccano agli altri di vestire questi poveri spennacchiati. E voi ne avete mai rivestito qualcuno? Oh, io non sono gonza. E certo che saprete il fatto vostro, siete commediante. E cosa ne pensate di questo nostro dottore, eh? Che volete dire? Non parrebbe egli un bel pollastro da pelare, eh? Io so il fatto mio quanto basta per non lasciarmi infinocchiare. Peraltro, circa l'essere commediante, vi sono di quelle che non girano il mondo. Vi sono delle casalinghe che ne sanno 100 volte più di noi. Ah, sì, che dunque per essere furba basta essere donna. Certo, e sapete perché le donne sono furbe? Perché? Perché gli uomini insegnano loro la malizia. Ah, quindi se non ci fossero gli uomini voi sareste innocentissime. Orsù, signor Orazio, che cosa facciamo? Si prova o non si prova? Mancano ancora le signore donne, l'Arlecchino, il Brighella. Brighella è qua per servirla. Oh, bravo! Sono stato qui adesso a discorrere con un poeta. Un poeta, di che sei? Un poeta come? Certo, signor Lelio. Giusto, signor lei. È stato anche a trovare a me e subito che l'ho veduto l'ho raffigurato per Per poeta. quale ragione? Perché non spiantasse anche non si chisca a sera. Ma con tanta di quella ciacola. Oh, perché negli altri chi è così? E chi? I commedianti. Che ne può di quei chi è pieni di cucche, che va avanti impavidi come paladini. Perdonatemi, signori miei, fate torto voi stessi parlando così. In tutta l'arte comica vi saranno purtroppo dei malviventi, ma di questi il mondo è pieno. Il vero comico deve essere come tutti onorato, conoscere il suo dovere ed essere amante dell'onore e di tutte le morali virtù. Sì, vabbè, signor Orazio, il comico può avere che tutte le virtù di sto mondo, ora che ne una. Quale? L'economia. Appunto, come il poeta. Eppure egli ha bisogno dell'economia. Nell'arte comica l'utile è sempre incerto e le disgrazie succedono facilmente. Capocomico, lo volevo sentire sto poeta. Avete portato qui? No, noi non ne abbiamo bisogno. Porta, dai, proviamo a sentirlo così, per curiosità. Vabbè, visto che insistete, se avrà qualche buona idea non ricuserò di accettarla. Ma il nostro autore non se ne avrebbe a male. Se questo signor Lelio sarà uomo di garbo, sono certo che gli sarà buon amico. Avvertite gli altri, ho piacere che tutti siano presenti e che ognuno dica il suo sentimento. Sì, ma lo sa, signor Orazio, che gli attori valutano la commedia dalla sua parte. Se la parte è breve, gli dice che la commedia è cattiva. Se la parte è grande, gli dice che è un gran spettacolo. Ognuno vorrebbe essere la prima figura. La prima donna la vuole sbattute le mani. E il comico è il secondo quando sente le risate. Poiché se il popolo ride e il lieto applaude, il comico sarà degno di laude. Forse no, che poeta comico. Maledetti soliti versi. Una volta tutte le scene si terminavano così. È verissimo, tutti i dialoghi finivano in canzonetta e tutti i commedianti diventavano poeti. Sì, ma finalmente si è rinnovato il gusto delle commedie, tali versi non si usano più. Gran novità si sono introdotte con il teatro comico. Certo, e voi che siete soddisfatta? Il mondo applaude, segno che avranno fatto più bene che male. Male a noi perché dobbiamo studiare di più e bene a voi perché la cassetta risulta meglio. Vado a chiamare il nostro dottore, il signor Petronio. Signor Orazio, siccome c'ho l'incomodo di favorirla con la mia intransigenza, così sono venuto a prostatarne, a stravacarme, a inzenuciarme davanti di voi. Com'è? Sono venuto a ricevere l'incomodo delle sue disgrazie. Maledettissimo, non so mai capire se parli d'Arlecchino o se sia così nella realtà. Ci hanno detto che oggi è molto importante esserci qua, perché c'è da darci una bella ripassata. A chi? Alla parte? Spiritoso, mi piacete. Far servirla. Di che paese siete? Sono di Vicenza. E ditemi da quanto tempo siete qui? Sarà un quarto d'orina circa. No, non in questo luogo, dico in questa città. E da quando sono venuto? Ma che fatto davvero? Mi dica, signor Zanni, le piace Venezia? Niente affatto. No, e perché? Perché ieri sera sono cascato in canale. Povero signor Zanni, come ha fatto? Ci dirò, nel scendere dalla navicella, E la parla toscana. a rotta di collo, Ma l'Arlecchino deve parlare bergamasco. caro signore me dica, in che linguaggio parla il secondo salvo? Deve parlare bergamasco. Ma non si incomodi! E niente comodini, con 2 fiaschi di vino imparerò pulito anche a quello. Ma ditemi un poco, come avete fatto a cadere in acqua? In te smontare dalla gondola, ho messo un piede sulla riva e l'altro sulla banda della barca. La barca la sa allontanare dalla riva e mi da bergamasco, sono diventato veneziano. Zanni,
buon gusto. Che buon pro che fassa! Oh, gli uditori non si contentano del poco. Fu veduto per suggestione e non farei niente. Mi faccio un personaggio che ha da far rida, ma per far rida gli altri bisogna prima che rida me. Onde? Non che voglio pensare. La sarà con la sarà. Una sola cosa pregherò e supplicherò la mia carissima, la mia pietosissima udienza, che se per carità o per cortesia i me voglio onorare qualche dosina de pomi, e invece che crui, i ne toga cotti! No, dalla vostra franchezza, qualche altra persona potrebbe dirsi temerità, ma in un arlecchino che, come dite voi, deve fare ridere, questa giovialità, questa intrepidezza sono un bel capitano. Audace sfortuna iuvat, con tutto quel che va a dire. Tra poco devo sentire un poeta nuovo, e poi voglio che proviamo qualche Ah, beh, sono il poeta, sono qui. Ah, siete anche poeta! Poeta e recitante! Allora, che fa sentire il mio componimento. Anch'io dei pazzi ho il triplicato onore. Anch'io dei pazzi ho il triplicato onore. Anch'io dei pazzi ho il triplicato onore. Ma l'avete detto 3 volte! Sono uno di quei comici che ripete le battute anche senza chi mi sbatta le mani. Vabbè, andate avanti! Vabbè. Sono poeta, sono busso e sono pittore. Come musso, musico vorrete dire! Ma qualcuno ridarà a sentir dir musso. Venite qui, guardate come avete comportato la scena. Dovrete fare come me. Prendiamo per esempio i versi di prima. Anch'io dei pazzi ho il triplicato onore. Son poeta, Musico, e pittore. Vi inchinate, salutate e andate via. dai adesso, provate. Arlecchino! Ah, lasciatemi stare! Signor dottore, voglio che sia voi il mio cavalier servente. Cielo me ne liberi! Per quale cagione? Non sono così pazzo che voglio assoggettarmi all'umore stravagante di una donna. E poi, del mio giudizio, porta la puzza lontano da casa. Che vuol dire? Che non mi contenterei di una donna in compagnia. Sentite, io serventi non ne ho mai avuto e non ne voglio, ma quando dovessi averne li vorrei giovani. Ah! Le donne s'attaccano sempre al loro peggio. Non è mai peggio quello che piace. Non so da cercare quel che piace, ma quel che giova. Siete buono solo per dar consigli. Ah, io sono buona a dargli consigli, ma ella quanto vengo non è buona a riceverli. Quando sarò vecchia li riceverò. Riverisco la signora Beatrice? Come sta? Sta bene? Benissimo, per servirla. Ed ella come sta? Un poco abbattuta dal viaggio. Gran patimenti sono questi viaggi. Mi fanno ridere quelli che dicono che andiamo a spasso a divertirci per il mondo. Spasso, Si dorme male, si mangia peggio, si patisce ora il caldo ed ora il freddo. Questo spasso lo lascerei pur volentieri. Care signore, hanno terminato i loro complimenti. I miei complimenti li termino in fretta. E anch'io mi ingolfo con le cerimonie. Bene, sediamoci allora. Servitori, dove siete? Portate da sedere, servitori. Viva là quando che sei da lavorare. Tant'è, signori miei, per ora sentiremo un poeta nuovo. Lo sentirò volentieri. Eccolo che viene! Servitor divottissimo di lor signori! Quale di queste signore donne è la prima donna? Ecco qui la signora Placida. Permetta che eserciti seguo tutti gli atti del mio dovere. Mi onora troppo, signore. Questa forse è la seconda donna. Per servirla, la non si incomoda. No, ma è mio debito. E come comanda? Questo poeta è molto cerimonioso. I poeti con le donne sono quasi tutti così. E lei dunque il signor Lelio, un compositore di commedie, non è così? Sì, signore. Chi è ella, se è lecito saperlo? Sostengo la parte di primo amoroso e sono il capo della compagnia. Oh, permetta che eserciti seguo tutti gli atti del mio dovere. La prego, non si incomodi, anzi si segga. Ella mi onora con troppa bontà. Si accomodi. Ecco, se si contenta, preferirei sedermi tra le signore donne. Ah, ella sta volentieri vicino alle donne. Lo capisce bene anche lei. Le muse son femmine. Viva il bel sesso e viva le belle muse. Da can come la sua. Sono servitore. Servo suo, chi è il mio padrone? Il dottore, per servirlo. Benissimo. Ho una commedia scritta apposta per voi. Ah sì, come è intitolato? Il dottore ignorante. Grazie.
mi diletto anch'io se ne comporre, ho fatto ancora io una commedia. Ah sì? Sì. E com'è intitolata? Il poeta matto. Evviva il signor dottore! Lo sa, signor poeta, che noi mettiamo in scena solo commedie moderne, di verosimiglianza, di verità. Dicevo appunto questo del dottore. E salo che tante volte la verità la genera odio. Questo avviene solo negli stupidi ignoranti. Allora stai attento che non vi succeda a voi. Signora, ho per voi certe scene di tenerezza che faranno piangere gli scanni stessi. Signora, ho per voi invece certe scene di forza che faranno battere le mani ai palchi medesimi. Ma questo come parla? Piangere gli scanni, battere le mani ai palchi, ma questo è un poeta del 600. Favorisca di farci godere qualcosa di bello. Subito vi servo. Questa è una commedia che è stata scritta in 3/4 d'ora. Si può ben dire che è stata scritta precipitevolissimevolmente. Eccola qui, eccola qui. Sentite il titolo. Pantalone, padre amoroso, con Barricchino, servo fedele, Brighella, Mezzano per interesse, Ottavio, economo in villa e Rosaura, delirante, per amore. Che cosa dite? È un titolo bello, mi piace. È un titolo tanto lungo che non lo ricordo più. È un titolo che comprende quasi tutta la compagnia. Ma è questo il bello, far sì che il titolo serva da argomento alla commedia stessa. Mi perdoni, signor Lelio, le buone commedie hanno l'unità dell'azione, un solo argomento e un titolo semplice. Allora facciamo così. Questa commedia ha ben 5 titoli. Meglio abbondare! Prendete quello che più vi piace. No? Allora facciamo così. Allora, ogni volta che voi la tornate a replicare, pescate sempre un titolo diverso. E così ogni anno avrete sempre una commedia nuova. Ma lei è una truffa! Andiamo avanti, sentiamo come principia. Signora, che gran piacere proverei io nello scrivere qualche cosa per voi. Mi dispiace che io le farò poco onore. Signora, l'ha fatta apposta per sostenere il carattere di una bellezza tiranna. Il signor poeta mi burla. No, ve lo dico con tutto il cuore. Signor poeta, l'ha mai recitato? Sì, signore, l'ho recitato nelle più celebri e più illustri accademie d'Italia. Mi pare che voi signoria sia fatto appunto per le scene di caricatura. E così, signore, ma si può sentire questo soggetto? Vabbè, vi servo subito. Allora, ascoltate bene, Atto primo, strada, pantalone e dottore, scena d'amicizia. Anticaglia! Sì, ma lasciatemi andare avanti, per cortesia. Il dottore chiede la figlia a Pantalone. E Pantalone la promette. Bravissimo. E Pantalone gliela promette. Chi è quest'uomo? Il nostro suggeritore. E perché suggerite adesso che non c'è bisogno? Fatevi i fatti vostri. Andiamo avanti! E Pantalone gliela promette. Il dottore parte, Pantalone resta, picchia la porta e chiama Rosaura. E Rosaura viene in strada. Bravo. Con sua buona grazia non voglio sentire altro. Ma perché? Ma far venire le donne in strada è nostro decoro. Non si ha più da permettere sul nostro teatro. No, allora facciamo così. Allora il Pantalone entra in casa e il dottore invece resta. E frattanto che il signor Pantalone sta in casa, cosa fa il dottore? Quello che vuole lui. No, sentite, questa è carina. Nel mentre, da dietro, piano piano, arriva Arlecchino, il servo fedele di cui vi dicevo prima, e dà una bastonata sulla testa del suo padrone. Se il poeta facesse il dottore, il lazzo andrebbe bene. No, che il servo bastoni il padrone, è un'indignità. Purtroppo è stato praticato questo bellazzo dei comici, ma ora non si usa più. Signor poeta, se non è nulla di più moderno, la prego, non si incomodi più. Va bene, allora ascoltate almeno questo dialogo. E sentiamo il dialogo. Uomo prega e donna scaccia. Musica. Tu sorda più del vento, non odi il mio lamento. Ora di lontano, qual mosca, qual tafano. Mio idolo diletto, abbiate compassione. Queste rime, che ossessione! Quanto più voi mi amate, tanto più mi seccate.
ingrato. Anch'io, signor poeta, son seccato. Una martesano, tu mi preghi invano. Senti, mio donna Odea. Ho fatto venire la diarrea. Non ti sparisci perché non mi capisci. Fermati, cruda arpia. Vado via. Basta, io non resisto. Ferma qui, non resto. Il mio amor vorrei spiegare. Altro non so ascoltare. Ma voi non lo capite, via non impazzite. Non far di me strapazzo. Signor poeta, voi siete pazzo. Così se ne va, così mi lascia, un poeta della mia sorta. Giuro al cielo mi vendicherò, porterò le mie commedie a far recitare ovunque, da un'altra parte, se altro posto non troverò, le farò recitare sui banchi della piazza, da una compagnia di ciarlatani. Chi sono costoro che pretendono di aver innovato il teatro comico? Giuro al cielo, con la mia arte li vendicherò. Sì. È sempre così, non che se verso da te in ordine un teatro, tutti che tocca, tutti che sposta e nessuno che mette posto mai. Oh, signor Lelio, cosa fai qua? Caro amico, son disperato. Ma caro signor Ancaena, le da proporre come prima commedia una strassa del soggetto che non è anche buona per un compagnia dei burattini. Il mio dialogo non lo dovevano strapazzare così. Ma non la sa che adesso dialoghi, soliloqui, recite, concetti, e queste cose che non si usa più. E che cosa si usa presentemente? Commedie dei caratteri. Oh, commedia di carattere, benissimo! Ne ho quante ne volete! Perché non hanno proposto qualche giorno al nostro caso? Perché non pensavo che andassero le commedie di carattere. Adesso si fa solo sta sorta di commedie. E che dirò di più? Sa tanto approfittare in poco tempo del buon gusto delle persone che adesso anche la gente bassa le preferisce le commedie di carattere. E questo è assai prodigioso, E ti spiego anche il perché. Sì. La commedia è stata inventata per correggere i vizi e mettere in ridicolo i cattivi costumi. Adesso invece che si vede in scena la copia di un carattere, ognuno trova in se stesso o in qualche di un altro l'originale. Quando le commedie erano solamente ridicole, nessuno ne badava più, perché le ammetteva i più alti e più sonori spropositi. Adesso invece che la commedia torna a pescare nella realtà, gli uomini e le donne si sentono spigolare il corpo e investendosi della passione e del carattere come viene rappresentato, ne riesce a discernere se la passione è ben sostenuta e se il carattere è ben condotto e osservato. Voi parlate in una certa maniera che sembrate più poeta che commediante. Ti dirò, padron, con la maschera sono Brighella, senza maschera sono un uomo, un comico ignorante, non puoi trasmettere nessun carattere. Ho paura che questi commedianti ne sappiano assai più di me. Amico, andate a parlare al vostro capo di compagnia e dite che ho delle commedie di carattere da proporgli. Che lo dirò, e se torna stasera, domani mattina, che ne avrò parlato. Sì, ma io avrei fretta di parlarne subito. Vedi adesso, meglio. E se Orazio è già concertato 3 scene per la commedia domani sera, non ha mia tempo da potervi abbadare. Se non viene subito vado via e darò le mie commedie a un'altra compagnia. E si incomoda pu, non che ne abbiamo di bisogno. Il vostro teatro ne perderebbe molto. Porteremo pazienza. Ma dai, domani devo partire, muovetevi. Signor Lelio, la vaga! No, vi prego. Sono disperato, le mie miserie sono grandi. Non ho un soldo, non so cosa mangiare e non ho altro di quello che mi vedete intorno. Ecco, questa è una buona ragione che mi persuade. Allora parlerete al vostro capo di compagnia? Vago dal signor Orazio e spero che venga subito per sentire cosa ha da proporre circa i caratteri. Anche se credo che il più bel carattere di commedia sia proprio il suo. E cioè? Il poeta affamato. Ecco la prima donna. Credo di aver fatto qualche impressione sullo spirito di lei. Signor Lelio, ancora qui? Sì, signora. Quale invaghita farfalla mi vo raggirando attorno al lume delle vostre pupille. Se seguirete questo stile vi farete ridicolo. Ma le commedie che vi piace rappresentare sono piene di questi concetti. Le commedie con questi concetti sono state tutte superate da me e da tutte le recitanti illuminate del gusto moderno. Noi facciamo per lo più commedie di carattere, premeditate, ma parliamo con uno stile familiare per non distaccarci dal verosimile. Quando è così ho delle commedie di carattere scritte con uno stile sì dolce che nell'impararle vi incanteranno. Basta che non sia uno stile antico,
pieno di antitesi o di traslati. Beh, l'antitesi fa un bel udire. Signor no, è un vizio insoffribile. I poeti della mia sorta sanno dai vizi tirar le figure con più grazia. Sentirà volentieri le belle produzioni dello spirito di lei. Signora Placida, voi dovete essere mia sovrana, mia stella, mio nume. Sovrana, stella, nume, questa è un'iperbola. Andrò investigando tutti i luoghi topici del vostro cuore. Siate più discreto nell'investigare. Dalla vostra bellezza argomento filosoficamente la vostra bontà. Più che filosofo mi parete un bel matematico. Vi renderà speculativo nella prerogativa del vostro merito. Fallate, io non so né leggere né scrivere né fare di conto. Spero con la perfezione dell'ottica di speculare la vostra bellezza. Anche in questo siete un pessimo Ma astrologo. possibile che non vogliate essere medica amorosa delle mie piaghe? Medica, all'ospedale dei pazzi. Queste prime donne principiano ad avere troppa sovranità sui poeti. Signor poeta, mi ha detto il signor Anselmo che Vossignoria ha delle commedie di carattere, pur non avendone bisogno, per farle piacere ne prenderò qualche una. Vi ringrazio infinitamente. Favoritemi e mostratemi qualche cosa di bello. Ecco qui, questa è una commedia tradotta dal francese ed è intitolata... Non occorre altro, quando una commedia tradotta non fa per me. Perché? Disprezzate voi l'opera dei francesi? No, non la disprezzo, la lodo, la stimo, la venerano, ma non fa per me. I francesi nelle loro commedie hanno sì dei bei caratteri ben sostenuti, ma che non maneggiano bene le passioni. Nel loro paese gli uditori si accontentano del poco. E che cosa va invece presentemente in Italia? In Italia vogliono che il carattere principale sia forte, che vi siano tanti caratteri quanti personaggi sulla scena. Vogliono la morale miscolata coi sali e le facezie. Vogliono il film inaspettato, ma ben originato dalla condotta della commedia. Ma sì, è semplicissimo. Basta fare una commedia con tutti questi precetti per avere tutti gli italiani contenti. Signor no. Come no? In Italia va così, ne accontenti tanti e li scontenti tutti. Al malinconico non piace la barzelletta, all'allegro non piace la moralità, ma la verità è che se le commedie sono buone, alla maggior parte piacciono. Allora io ho una commedia che piacerà alla maggior parte. Di carattere? Signor sì, di carattere, perché ha il precetto fondamentale, la scena stabile. Chi vi ha detto che la scena stabile sia un precetto essenziale? Aristotele? Ditemi, da galantuomo, da uomo d'onore, avete letto Aristotele? Da galantuomo? Da uomo d'onore? Signor no. Che poco giudizio! Aristotele parlava della tragedia. Chi è che dice che quanto ha detto della tragedia si debba intendere ancora della commedia e che se avesse terminato il trattato della commedia avrebbe prescritto la scena stabile? Ma se Aristotele fosse vivo adesso cancellerebbe egli stesso questo atto precetto, perché da esso ne nascono 1000 informità. Quali sono le due tipologie di commedia? Beh, dipende da che parte si osserva la questione. Ovvio che c'è poco da osservare. Vabbè, ho capito, ma adesso con questa citazione... Ebbene, lo dirò io. Due sono le sorti di commedia. Commedia semplice e commedia di intreccio. La commedia semplice può farsi in scena stabile, la commedia di intreccio no. Noi avremo osservato l'unità del luogo, a ciò che una commedia si compie nella stessa città. Onde concludo che se una commedia senza stiracchiatura o improprietà può farsi in scena stabile, si faccia. Ma se per l'unità della scena si hanno da introdurre degli assurdi, è meglio cambiare la scena e osservare le regole del verosimile. E io che ho fatto tanta fatica per osservare questo precetto. Qual è il titolo della vostra commedia? Il padre mezzano delle proprie figliuole. Ohimè, cattivo argomento. Ma perché? Ma quando il protagonista della commedia è di cattivo costume o cambia carattere con i buoni precetti o la commedia scadrà infinitamente. Ma non si devono mettere i cattivi caratteri sulla scena per correggerli, per I svergognarli. cattivi caratteri si mettono in scena, ma non i caratteri scandalosi, come sarebbe questo di un padre mezzano delle proprie figliole. E poi quando si vuole introdurre un cattivo carattere in una commedia, si mette di fianco, in contrasto al carattere virtuoso, perché maggiormente si esalti la virtù e si deprima il vizio. E va bene, signor Orazio, quando è così non ho altro da offerire. Mi dispiace infinitamente, ma quanto mi avete offerito non fa per me. Porterò le mie commedie altrove, dove le sapranno apprezzare. Avete ragione, buona fortuna. Signor Orazio, vi riverisco. Servitore umilissimo. Me ne vado. Ande. Vado? Ande, che me ne mando. Signor Orazio, vi prego, le mie miserie sono gravi. Mi rincresce, ma non so come soccorrere. Signor Orazio, vi prego, ascoltatemi. Musica, musica. Signor Orazio, se voi mi riscacciate, se voi mi ricusate, che cosa mai sarà di me? Una sola cosa mi resta da offerirvi e spero non abbiate cuore di sprezzare anche questo.
mia persona. E cosa dovrei fare di voi? Farò il comico. Se voi, signoria, si degnerà di accettarmi. Voi vi esibite per comico, un poeta che discende al grado di recitante. E via, che io so fare un poco di tutto, andiamo! Inteso, siete uno di quelli capaci di fare poco di tutto e tutto di niente. Provatemi, vi stupirò. Siete un impostore. E come siete stato un falso poeta, così sareste un cattivo comico. Onde rifiuto la vostra persona come le opere vostre. E ricordatevi che vi ingannate se credete che di comici onorati diano ricetto a vagabondi. Ah, maledizione, che vadano al diavolo, la poesia, le commedie. Io amo il teatro. E se non posso scrivere, reciterò. Avrei dovuto recitare alla prima. Basta, farò così. Farò come quel soldato che, non potendo contentarsi di diventare capitano, si accontentò del grado di tamburino. Ancora qua, signor poeta? Sì, così dicono. Favorista adesso della sana provare. Sì, mi tratterrò ancora io. Fai una parte in commedia. Sì, cioè, no, ma appena il signor Orazio scoprirà il mio merito, non potrà farne a meno. Ah, sentite, venite qui. Mi dica, prezza che devo da lavorare. C'è troppa gente, venite qui. Signori, mi aiuta a sistemare tutte le scene. Prepariamo i panei, la carrega, tutto quanto, anche la busta del suggeritore. Tutto come che sarà in commedia. Tutto a posto, tutto in ordine. Venite qui, sentite, voi dovreste parlare al vostro capo di compagnia, acciò che si convinca a trattenermi a pranzo, così dopo io possa entrare nella vostra compagnia, con voi. E il signor Orazio fa quel che vuoi. Sì, lo so, ma so che di voi si fida, so che voi con 2 parole lo incanterete. Signor Lelio, mi credo che personaggi spiantati della sua sorta vi va bene anche in commedia, figurarsi in compagnia. Ma vi prego, se mi conoscerete un poco meglio, vi ricrederete. Ne riparleremo più tardi, dopo pranzo. Signor Lelio, ma la capio o non la me voi capire? Ma sì che vi ho compreso. Parlate al vostro capo di compagnia, convincetelo a farmi restare a pranzo, vi ricompenserò. Sono un uomo grato. Sì, un uomo grato. Uno che si grata dalla mattina alla sera. Animo, signori, principio a provare su scene. Tocca a Rosaura e a Florinda. Io sono pronta. Dai, Qui suggerite? andiamo che Avvertite bene. Dove so la parte, suggerite piano. Dove non la so, suggerite forte. Ma come posso sapere quando non se le ricorda più? Se sapete il vostro mestiere, l'avete a conoscere. E vi avverto, se mi fate sbagliare, povero voi. Comici, tutti così, quando non sa la parte è sempre colpa degli altri. Avanti. Caro Florindo, mi fate torto se dubitate della mia fede. Mio padre non arriverà mai a disporre della mia mano. Non mi fa temer vostro padre, ma il mio. Può darsi che il signor dottore, amandovi teneramente, non voglia la vostra rovina. Ma l'amore che ha per voi mio padre mi mette in angoscia e non ho cuore per dichiararmi ad esso rivale. Mi credete voi tanto sciocca che possa consentire alle nozze del signor Pantalone? Ho detto che sarò sposa in casa bisognosi, ma fra me intesi del figlio e non del padre. Eppure egli si lusingava di possedermi. E guai a me se mi scoprisse la nostra corrispondenza. Terrò celato il mio amore fino a tanto che dal mio silenzio mi venga minacciata la vostra perdita. Addio mia cara, conservatemi la vostra fede. Andate. Se il vostro genitore vi scoprisse, sarà svelato ogni arcano. Egli non viene a casa per ora. Cielo mio padre! Nascondetevi in quella stanza, lo seconderò per non dar sospetto. Oh amor fatale, che mi rendesti geloso di mio padre medesimo! De casa, se può venire. Venga, signor Pantalone. Signora Rosaura, patrona di verità, sei la sola. Sì, signore, son sola. Mio padre è fuori casa. Sei contenta la che mi ferma un pochetto con ella o vorla che vada via? Ella è il padrone. Ah, grazie cara mia. Benedetta quella bocchetta che dice quelle belle parole. Mi fa ridere, signor Pantalone. Ora allegro e il cielo l'aiuta. Con gusto che ride, con gusto che te allegra. E quando vi vedo di buona voglia, sento propriamente il cuore che mi pagola. Mi immagino che sarà venuto per ritrovare mio padre. No, colonna mia, no, cara creatura, che non sono venuto a fare il papà, sono venuto per la tata. E chi sarebbe questa tata? Ah, ladra del tuo cuore. Furbetta, lo sapete facile, che muoro per voi.
signor Pantalone, sono molto tenuta del vostro amore. Alle curte, già che siamo soli e nessuno ne sente, e contentei, vedenieu di accompagnarvi in matrimonio con me. Signor Pantalone, ma bisognerà parlarne a mio padre. E signor Tonino, sto piccolo soliloquio, lo sa. Sì che lo so, ma per cosa mi devo andare in agitazione? Adesso non me lo ricordo più. Vabbè, su piedi piani che me lo ricordo. Vostro signor padre. Lo so! Vostro signor padre è il mio buon amico e spero che non mi dirà di no. Ma vorrebbe che voi mi dicessi due parole che consolasse questo povero cuore. Vorrebbe che voi mi dicessi, signor Pantalone lo tornò, ti voglio tutto il mio bene, sì ben che le veggio e mi piace tanto. Sì, son vecchio Impotente. Quella parola non la voglio dire. Sì, non la voglio dire. Ma il poeta se ne avrà mai? E il poeta non sai fatti miei. Perché e me la fra 9-10 mesi se condito la verità. È che è il poeta. Quella parola non la voglio dire. Cosa sia la prossima battuta? Così se ne dicessi. Così, se mi dicessi queste belle parole, messe smischiaria il sangue nelle viscere. Ma sei avanti voi, prima donna? Io queste cose non le dico. Avevo perso la lingua. Via, proveve che mi guidarò. Mi dispiace, ma bugie non ne so dire. In più. E con solo di vedermi così sincera, anche massa, e non posso far altro che tornarvi a dire che per voi provo tutto lavoro. Provo tutta Signor Pantalone, queste non mi paiono cose per la sua età. A voi non porta rispetto a nessuno. Tanto non ferisce i giovani quanto i vecchi. E mica sono un vecchio, ma pochissimo. No, la parte non la dice così. E questa la dico mia. Ma è che lo scrivo mia, che avevo qualche difficoltà. Cosa c'è? Andiamo avanti. E tanto i vecchi quanto i giovani bisogna combattirvi con sei innamorati. Dunque avrete compassione ancora a me se sono innamorato. Quanti sei? Sì, signore, sono qui per quella stessa cagione che fa qui essere anche voi. Tremo dalla collera e dal russor, vedendo in faccia del mio figlio scoperte le mie debolezze. Basta. Ma questa sorpresa, questo scoprimento servirà da freno entro i dissenti e alle mie passioni. Confesso di essere stato troppo matto, troppo debole e per rimediare al malesempio che tu dai in questo momento, sappi che mi condanno da me medesimo. Mi pare che Gaffioi non sai da lavorare col pregiudizio della sua famiglia e il Fioi che Gaffare non sa da incapricciare senza il consenso di quello che gli ha messi al mondo. Conte, fuori tutti e due da sta casa. Mi pare lezione, mi pare obbedienza, mi pare mediare al malesempio che tu dai, mi pare imparare a vivere con più cautela, più giudizio e più rispetto a tutti. Pare. Ma signore! Fermo! Applauso. Dopo sta battuta e sentirei che sbatterà le mani e dite che non firmate e aspettate finissa e tocca via. Grazie. Avanti. Ma signore! Mi dissi, o te traggo fuori con le mie mani. Permettetemi! Via, che te traggo fuori di casa con le mani. Maledettissima gelosia che mi rendesti impaziente! Signora Rosaura, compatine, non so cosa dire. Ho molesto bene e me ne voglio ancora. Ma un solo momento ha deciso di voi e di me. Di voi che non avrei da sopportare sto povero mezzo. E di me che morirò quanto prima, sacrificando la vita al mio decoro e alla mia estimazione. Qual zelo mi ricerca le vene? In quale agitazione si ritrova il mio cuore? Dite piano che la parte la so. Flori, scoperto dal padre, non verrà più in casa
Rosauro. E potrai vivere senza il tuo diletto Florindo? E me domande la mia. Anche lo suggerisci. No, questo lo vintra mia e soffrirai questa dolorosa. Questa dolorosa separazione? No! A costo di perdere tutto, a costo di perigli e di morte. Voglio andare in prezzo all'idol mio e voglio superare l'avverso. E voglio far conoscere al mondo. Maledetto suggeritore che non si sente niente, non voglio dire altro. Che volta un poco! Oh, come va? Oh! Colombina, animo! Colombina, poca Colombina e poi Arlecchino! Sì, figurarsi, già non capisce a parlare normalmente, ci sa se che suggerisco. Allora, come siamo? Vorrei andare a mangiare da qualche ora. Colombina! Sono qui! Animo, che si sta? Povera la mia padrona, povera signora Rosaura, che cosa mai avrà che piange e si dispera? So ben io che cosa mi vorrebbe per il suo male, un bel pezzo di giovanotto che le facesse passare la malinconia. Avrei bisogno anch'io del medesimo medicamento. Arlecchino e Brighella sono ugualmente accesi delle mie strepitose bellezze, ma non saprei a qual di loro dar la preferenza. Brighella è troppo furbo, Arlecchino è troppo sciocco. L'accorto vorrà fare a modo suo, l'ignorante non saprà fare a modo mio. Col turbo starò male di giorno e con lo sciocco starò male di notte. Se vi fosse qualcuno a cui poter chiedere consiglio. Basta, andrò girando per la città e a quante donne incontrerò domanderò se sia meglio prendere un marito accorto o un marito ignorante. Accorto! Ignorante! Ognuno difende la propria causa. Mi dico il vero. E mica ho ragione! E vi ti porterò argomenti in gamba. I miei argomenti in piedi! Bene, chi di voi mi persuaderà sarà mio marito. Mi come uomo accorto, suderò, sfaticherò, perché non ti manca mai. Questo è un buon capitale. E mi come un ignorante che non sa far niente, la sarò chi voglia mi si porta in casa da mangiare da beva. Anche questo potrebbe andar bene. Mi come uomo accorto a sostegno del punto d'onore, te farò rispettare da tutti. Mi piace. E mi come un ignorante ma pacifico, farò in modo che tutti te vogliano bene. Mi dispiace. Mi come uomo accorto, regolerò perfettamente la casa. Buono. E mi come un ignorante, la sarò che te la regoli ti. Meglio. Se te vorrà dei divertimenti, mi ti porterò dappertutto. Benissimo. E mi ti la sarò andare dove che ti gira, da sola, e mi starò in letto. Ottimamente. Se qualche zeppintotto e venisse fa io offenderti, mi lo scazzerò con le brutte. Bravo. E mi se vedrò qualche dun che ti gira d'intorno, darò luogo alla fortuna. Bravissimo. E se catterò qualche tu in casa, lo occuperò. E mi torrò un candelier e che farò lume. Sa dicevi? Cosa dicevi? Ora che ho sentito le vostre ragioni, concludo che Brighella pare troppo rigoroso e Arlecchino troppo paziente. Onde, fate così, impastatevi tutti e due, fate di due pazzi un uomo savio ed allora vi sposerò. Arlecchino, Brighella? com'era? Dica di sì, un macaron ti potresti impastare facilmente. Ah, piuttosto di che ti sia una lasagna senza dritto e senza roasso. Oh, basta, non è mia decoro mettermi in competenza con te. Santo cosa che potremmo fare? Colombina sa fare la furba e la corta qua anche la vuole. Ecco, impastemo su tutti e due comiera e femo dentro tre paste, una pasta sola. Aspetta! Costù per quel che vedo, le goffo e destro, ma non me la sarò sul passare da lui. Qua che vuol dello spirito, che vuol dell'ingegno. Come il pilota che si trova in alto mar con la nave e con la bussola che sbalza da Gardina a Sirocco, ordina ai marinai di girare le vele, così anche a me, ai miei pensieri ordino. Basta così! Obbligatissimo alle sue grazie, perché non voglio che finisca
le sente da sbattere le Ma mani. bisogna vedere chi sei che le batte. La gente tutta non s'appaga di queste freddure. Paragonare l'uomo innamorato al pilota che è in mare. E puoi dire i marinari dei miei pensieri. Queste cose il poeta non ne ha scritte. Questo è un paragone recitato di vostra testa. Dunque non vuole dire paralleli? Signor no. E non vuole cercare allegorie? Nemmeno. Però, Marco fatica e più sanità. Ancora. Comedianti legati al premeditato, perché facilmente cadono nell'antico e nell'inverosimile. E dunque sanno abolire interamente le commedie all'improvviso? No, interamente no, anzi va bene. Parlare a soggetto è senza dubbio una gran virtù. L'importante è non perdere l'eleganza. Ci sono dei comici capaci di improvvisare con più belle parole di quelle che potrebbero utilizzare scrivendo. Ma le maschere fatiscono a dire il premeditato. Ma il premeditato è grazioso, è brillante, ben adattato al carattere del personaggio che deve dirlo. Ogni buona maschera volentieri lo impara. Ma quindi dalle nostre commedie di carattere non si potrebbero forse levare le maschere? Guai a noi se facessimo una tal novità, non è ancora tempo di farla. Prima si andava alla commedia solamente per ridere, ora si va volentieri a vedere le parti serie e si volgono le parole, si compiacciono degli accidenti, ma vogliono ancora vedere le maschere, non bisogna levarle del tutto. Ora è tempo di sostenere con merito il loro carattere ridicolo. Ma questa è una maniera di comporre assai difficile. È una maniera ritrovata, alla quale tutti si sono invaghiti, e non andrà a gran tempo che si sveglieranno i più fertili ingegni a migliorarla, come desidera di buon cuore colui che l'ha inventata. Servitor di lor signori, Oh, riferisco al signor Petronio. volevo provare ancora io le mie scene, ma pare che ci sia ben poca disposizione. No, per questa mattina basta così, proveremo qualche altra cosa dopo pranzo. Ma come? Ma io sto lontano da casa, mi rincresce da andare e tornare. Vorrà dire che verrà a pranzo dal signor Orazio. Ma sì, certo, prego, si accomodino. Ma se lei così da me denaro anche mi diceva le sue grazie. Vabbè, già si ritorna e qui lo mandevo via. Signor Orazio, so che ha tanta bontà per me che non vedo l'aria che gasta gentilezza. Sicuro, quel che posso vi servirò. Vedi la signor Orazio che qua si vorrei cercare di fare il comico, sì. Legare lo spirito dell'ingegno, sì, sì. E siccome che sta compagnia ha bisogno di un altro amoroso, non mi fa sta gentilezza. E lo diceva di grasso, dai. Con piacere, mio caro signor Anselmo, lo farei volentieri, ma chi mi assicura che possa riuscire? Fermo così, provetta. Signor Lelio, se ne sente e fa una piccola provetta. Ma certo, io per me sono contentissimo. Mi dispiace che non avendo bevuto la cioccolata sono di stomaco e di voce un poco debole. Adesso non... Faremo così, torni dopo pranzo e si proverà. E frattanto dove dovrei andare? Vada a casa e poi torni. Ma io case non ne ho. Dove è alloggiato? In nessun luogo. Ma quant'è che è in Venezia? Da ieri in qui. E dove ha mangiato ieri? In nessun luogo. E ieri non ha mangiato! Signor no. Ecco, signor capocomico, se volesse degnarsi di essa, chiamare anche il signor Lelio e ospite a casa sua. Ma sì, ma verrà a pranzo dal signor Orazio anche lei! Altri par via che vuol venire a mangiare a casa mia. No, e nessun altro che vuol disnar con noi. Signor Orazio, è arrivato alla porta una forestiera, domanda del capo di compagnia. Sempre così. Che venga avanti. No, signor Orazio, sarebbe meglio riceverla dopo il desinare. No, sentiamo cosa vuole. Va bene, allora io mi tratterrò ospite da voi perché questi sono gli incerti dei poeti. Io non la ricevo per poeta, ma per comico. Questi sono gli incerti dei comici, non è così? Più tardi scoprirete la mia abilità. Sì, e le vedremo a tavola. Grandarie, bellezze grandi. Cosa c'è, signore mie? Vien su dalle scale una forestiera che incanta. Al servitore con la livrea sarà qualche gran signora. Ora la vedremo. Serva lor signori, Servitore seriosissimo, mia signora. sono posti lor signori. Sì, signora, per avvisarla. Chi è il capo di compagnia? Io, certo. Questa è la prima donna? Ai suoi comandi. Brava, so che vi fate onore. Grazie alla sua bontà. Io pure vado volentieri alle commedie e quando vedo le vostre buffonerie rido come una pazza. Non patisca di grazia, mi dica con chi ho l'onore di parlare. Sono una virtuosa di musica. Ah, quindi quella è una cantatrice. Cantatrice, sono una virtuosa
insegna forse la musica? No, signore, canto. Dunque è cantatrice. Fate voi da prima donna? Sì, signora, qualche volta. Brava ragazza, vi verrò a vedere. Anch'io, signora, quando sento le smorfie delle cantatrici, crepo dalle risa. Ma mi perdoni signora, ella forse è la signora Eleonora? Sì, per l'appunto. Ma non si ricorda che ha cantato in un mio dramma? Dove? Non mi sovviene. A Firenze. Il dramma com'era intitolato? La Didone sbandonata. Era una parodia. Sì, io facevo la prima donna, poi l'impresario andò fallito. E molti dicono proprio a cagione della prima donna. Tanti per la pochezza dell'autore. Dunque la recita in opere tutte? Sì, qualche volta. E viene a ridere di noi commedianti. Vi dirò, mi piace così tanto il vostro modo di trattare che verrei volentieri a unirmi con voi. Vuole fare la commediante. Io la commediante, come si permette? E dunque cosa vuole fare con noi? Verrò a cantare gli intermezzi. Obbligatissimo alle sue grazie. Il compagno lo troverò io e solo con 100 zecchini vi assolverete della spesa di chi chiede. Solo 100 zecchini. Viaggi, alloggi, piccolo vestiario, sono cose che ci si intendono. Ah, benissimo, cose che si usano. Gli intermezzi li abbiamo noi, ne faremo 4 per obbligo in ogni piazza e volendone di più ci darete 4 zecchini per ogni muta. Ma onesto, onestissimo. L'orchestra poi deve essere sufficiente. Vabbè, quella senz'altro. Abiti sempre nuovi. Vabbè, col sarto nel baule. Il mio servitore farà la parte muta, si contenterà di quello che Vabbè, darete. servitore, mai più lo lasciamo a casa, era. Tutto va bene. Va benissimo. La cosa è aggiustata. Ma aggiustatissima. Dunque, signora, non abbiamo bisogno di lei. Come? Mi mortificate così? Cosa credete, cara signora, che i comici hanno bisogno per far fortuna della vostra musica? Grazie al cielo siamo capaci di cantare anche noi, ma vi dico che tanto è virtuoso il musico quanto il comico, quando ognuno sa il suo mestiere. Con questa differenza, che noi per comparire dobbiamo studiare per necessità, mentre voi, piccole cantatrici, vi fate imboccare 2 arie come i pappagalli e a forza di impegni vi fate battere le mani. Signora virtuosa, la riverisco. Ecco qui, i comici sono tutti nemici dei virtuosi di musica. No signora, non è così. I comici sanno rispettare quei musici che hanno del merito e della virtù. Ma i musici di merito sanno altresì rispettare i comici onorati e da bene. Se foste voi una virtuosa di grado non verreste a offrirvi a cantare agli intermezzi. Ma quando ciò vi riuscisse avreste di molto migliorato la vostra condizione. Meglio vivere fra i comici mediocri come siamo noi che fra i cattivi musici coi quali sarete stata sinora. Signora virtuosa, a lei mi inchino. Signora prima donna, la commedia è finita. Scendete dal trono da principessa. Come voi, che avrete veduto qualche libro di musica vi date a credere di essere virtuoso. È passato il tempo, signora mia, che la musica si teneva sotto i piedi l'arte comica. Adesso abbiamo anche noi teatri pieni di novità. E se prima venivano da voi per ammirare, da noi per ridere, ora vengono da noi per godere la commedia e da voi per la conversazione. Signora virtuosa, vi sono schiavi. Siete veramente ardite, signore mie. Non sapete chi avete davanti e vi riservate un simile trattamento. Sareste stata meglio trattata se vi foste comportata con miglior maniera. Noi virtuose facciamo tutte così. E noi altri comici rispondiamo così. Oh, sia maledetto il giorno che decisi di venire fin qui. Certo che ha fatto male a venire a sporcare i virtuosi sui piedi sulle tavole della commedia. Voi chi siete? Il dottore per servirla. Dottore di commedia. Com'ella virtuosa di Che teatro. vuol dire dottore senza Che dottrina? vuol dire virtuosa senza virtù. Io so fare di tutto. Cantare, danzare, organizzare e fare di conto. Ecco, fate conto di non essere mai più venuta. Oh, questo è troppo. Se qui resto ne vale la mia reputazione. Sta fiera e voglio andare via. Signora virtuosa, se la volesse restar servita a maiar 4 risi qui commedianti, la sarà contenta. Oh, voi siete un uomo proprio e civile. Vede signora mio, so il capo qua della casa, però il capo della compagnia è tanto amico mio che se la porterò e le accetterà. Con le donne mi mancheranno il rispetto. Ma no, basta che la si consiglia con prudenza, che la si comporta con civiltà e con pulizia e la vedrà che le seguiterà. Buone, quiete, pacifiche, come vedi lì. Andate, ditelo al capo di compagnia e se gli mi invita può darsi che io mi induca a venire. Vago subito, ho inteso. La musica de sta patrona è come la poesia del signor Relio. Signore Eleonora, a me che sono vostro conoscente antico potete parlare con libertà.
come vanno presentemente le cose vostre? Male assai. L'impresario della commedia in cui recitavo andò fallito. Ho perduto la paga, ho fatto il viaggio a mie spese e per dirvi tutto non mi resta altro che quello che ho intorno. Ma benissimo! Ma sì! Sono così anch'io! E se vi attaccherete allo stesso partito a cui mi sono attaccato io, starete bene anche voi! Ma cosa vi siete voi abbigliati? Io farò il comico! Ma io dovrei abbassarmi a tal senso. Signora Eleonora, come state messa d'appetito, eh? Alquanto bene. Presto andiamo a desinare! Il capo di compagnia non mi ha mandato l'invito. Ma non vi preoccupate! Anzi, facciamo così. Per obbligarlo resterò io. Perché, come si dice in Francia, de es me che a. Eleonora, andiamo a sentire la musica dei cucchiai, che è la più bella sinfonia che esista a questo mondo! Andiamo! La compagnia è veramente cattiva. Il signor Led e la signora Eleonora suppliscono a 2 persone che erano necessarie. Sì, ma chissà se saranno buoni da recitare. Li proverete, ma io giudico che abbiano a riuscire ottimamente. Poi converrà osservare il loro modo di vivere. Io voglio soprattutto la quiete della compagnia. Uno in testa la poesia, l'altra la musica. Non vorrei che mi inquietassero con le loro idee. È questo il segreto del successo di una compagnia? Non so come la signora Eleonora si sia convinta di voler farla comica. La necessità la conduce a procacciarsi questo poco di pane. Quando si sarà rimessa in buono stato, farà come tutti gli altri. Ci scorderà del beneficio e ci volterà le spalle. Il mondo è sempre stato così. L'ingratitudine è una gran colpa. Eppure tanti sono gli ingrati. Osservate, signor Lelio, che medita per far qualcosa, per far prova della sua abilità. Ora verrà da voi a farsi sentire. Non gli voglio dar soggezione. Fate bene a partire. Andate dalla signora Eleonora e quando mi sarò sbrigato del poeta, mandatemi la virtuosa. Dalla padella alla brace! Questo signor Lelio che viene con passo grave farà probabilmente qualche scena. Sono andato per ritrovare la mia bella, ma non avendola trovata in casa sua, voglio andare in traccia e ricercarla al mercato. Signor Lelio, ma con chi vi intendete di parlare? Non vedete che sto recitando? Capisco che recitate, ma recitando con chi parlate? Parlo da me medesimo, è un E soliloquio. parlando da voi stesso dite sono andato a ritrovare la mia bella. Ma un uomo da se stesso non parla così. Non si vabbè. pare che veniate in scena a raccontare a qualcuno dove siete stati. Va bene, parlo col popolo. Qui vi voleva. E lo vedete che col popolo non si parla? Il comico deve immaginarsi quando è solo, che nessuno lo sente, che nessuno lo veda. Ah, quello di parlare con il popolo è un vizio intollerabile, non si deve permettere mai. Ma se tutti i comici dell'arte fanno E così, fanno male, malissimo, e non si devono seguitare. ma dunque non si devono più fare i soliloqui? Signor, sì, i soliloqui sono necessari per ispiegare gli interni sentimenti del cuore, per mostrare gli effetti e i cambiamenti delle passioni. E come si fanno i soliloqui senza parlare col Con popolo? una grande disinvoltura. Sentite il vostro discorso regolato e naturale. Invece di dire, ho andato dalla mia bella, non l'ho ritrovata, la voglio andare a ricercare, eccetera, eccetera. Si dice così, oh fortuna ingrata, tu che mi vietasti il contento di rivedermi la propria casa e il mio bene, concedimi che io possa rinvenirla. Al mercato! Sì, questa sì che è graziosa. Volete andare a ritrovare la vostra bella al mercato? Signor sì, al mercato! Perché se voi mi aveste lasciato finire, sapreste chi sono io, chi è colei, come ci siamo conosciuti, che cosa faccio io, che cosa fa lei e come intendo arrivare alle nozze. E tutta questa roba la volevate dire voi da soli? Signor sì! Da quando mai avete veduto una persona che solitaria si racconti la storia del suo amore, i suoi intenti, i suoi accidenti? Così si annoia il popolo. L'argomento va diviso in più scene, spiegandolo con calma e con piacere e stimolando la sorpresa degli spettatori. Signor Orazio, voi avete delle regole che sono lontane dal comune e io che sono un principiante, meno di tutti le posso seguire. Facciamo così, reciterò nelle commedie Va studiate. bene, ma ci vuole tempo avanti che impariate una parte che io vi possa sentire. Facciamo così, vi reciterò qualche cosa del mio. Ditemi su, vi ascolti. Vi reciterò una commedia in versi che ha diventato proprio... Ditemi, in confidenza, da galantuomo,
Da uomo d'onore sono vostro. Da galantuomo, da uomo d'onore, con tutti questi supposti. Signor no. E di chi sono? Ma io non importa, lo scoprirete poi, ascoltatemi intanto. Là. Allora, questo è un soliloquio che fa il padre parlando a una figlia per convincerla a non lasciarsi sposare. Attenzione. Figlia mia, che mi sei cara quanto mai dir si possa, e per te sai quanto ho fatto prima di vincolarti con il durissimo laccio del matrimonio. Voglio che tu sappia quanti pesi trae secol coniugal di letto. Bellezza e gioventù, preziosi arredi, vengon dalla femmina posti in fuga. Poi vengono i figli. Dura cosa i figli, il crescere, il nutrirli, il tenerli al seno, sono cose che fanno inorridire, ma poi può essere che il marito sia geloso. E chi t'accerta che egli sia geloso e non vada invece cercando quel che egli invece a te va vietando? Pensaci, figlia mia, pensaci, e quanto io sono padre ora per consigliarti, tanto lo sarò per consolarti. Questi effettivamente non paiono versi, è duro, fatica a credere che siano versi. Volete sapere come si fa a capire se sono versi? Dai. Si fa così. Figlia mia, che mi sei cara quanto mai dir si possa, e per te sai quanto ho fatto. Avete visto che sono versi? Sono versi, non paiono versi. Caro amico, ditemi di chi sono. Ma voi dovresti conoscerli. Pure non li conosco. Ma sono dello stesso autore che fornisce a voi le commedie. Ma com'è possibile se non ha mai fatto commedie in versi e ha protestato di non volerne fare? Certo, non ha mai fatto commedie in versi, ma a me, che sono suo conoscente antico, ha consegnato questa scena. Ma dunque voi lo conoscete? Lo conosco benissimo e spero un giorno di arrivare anch'io a comporre commedie affatte. Figliolo, bisognerà prima consumare sul teatro tanti anni quanti egli ne ha consumati e poi forse potrete sperare di arrivare a fare qualche cosa. Credete che sia diventato compositore di commedia a un tratto? No, appunto, l'ha fatto a poco ed è arrivato a essere compatito dopo un lungo studio, una lunga pratica e soprattutto una continua, instancabile osservazione del teatro, dei costumi e del genio delle nazioni. Orsù, signor Orazio, son buono a recitare. Siete insufficiente. Mi accettate nella vostra compagnia? Sia, vi accetto con ogni soddisfazione. Quando è così sono contentissimo. Lascerò l'umor del comporre per recitare, giacché a quel che sento sono tante le regole per scrivere una commedia, quanto si può dire sono le parole che la compongono. Vado di là. Questo giovine ha del brio. Pare un ciarliere imprudente, come direbbe il nostro poeta, ma per la scena vi vuol sempre uno a cui adattarsi possano i caratteri più brillanti. Serva il signor Orazio. Riferisco la signora Virtuosa. E via, non mi mortificate anzitempo. So benissimo che con poco garbo mi sono comportata, ma la modestia delle vostre donne ha fatto che io mi sia innamorata di loro e di tutti voi. Si deve vedere finalmente smentita la massima che vede le donne di teatro come delle poco di buono, capaci solo di trarre profitto, parte dalla scena e parte dalla cassa. Proprio così. Da noi è bandito ogni reo costume, sia dentro che fuori dalle scene. Basta parole sporche, allusioni oscene, lazzi pericolosi, dialoghi poco onesti. Ora a teatro vi possono andare anche le fanciulle, senza timore di apprendere cose immodeste o maliziose. Via, signor Orazio, io voglio essere comica e mi raccomando alla vostra assistenza. Raccomandatevi a voi medesima, che vale a dire studiate, osservate gli altri, imparate bene le parti e soprattutto se vi sentite fare un poco d'applauso, non vi insuperbite e non vi date subito a credere di essere una gran donna. Vi sentite battere le mani, non ve ne fidate. Sono quelli che battono le mani per la soddisfazione di aver visto una bella scena e chi per la liberazione da una scena brutta. E poi molti altri ancora perché sono pagati dai protettori. Io protettori non ne ho. Siete stata cantatrice e non avete protettori. Io non ne ho e mi raccomando a voi. No, ma io sono il capo della compagnia. Io amo tutti ugualmente e desidero che tutti si facciano onore per il loro e per il mio interesse. Ma non uso parzialità a nessuno, e specialmente alle donne, perché pertanto che siano buone fra di loro
si invidieranno sempre. Ma non volete nemmeno provarmi se sono capace di sostenere la parte che mi date di terza donna? E certo, intendo assicurarvi della vostra abilità. Vedrò un pezzo di recitativo che sa. Sì, ma non in musica, Vi reciterò una scena della Didone composta dal signor Di Lelio. quella che ha fatto fallire l'impresario. Sentite. Enea, Dasia, splendore. Con vostra buona grazia, voltate la vita verso l'udienza. Ma se devo parlare con Enea? Ebbene, si tiene il petto verso l'udienza e con grazia si gira un poco il capo verso il personaggio. Osservate. Enea, Dasia, splendore. In musica non mi hanno insegnato così. Pazienza. Enea, Dasia, splendore. Caro figliuol di Venere, e per amor di queste luci tenere, vedi come in Cartagine, bambina, consolate dal tuo felice arrivo, ballano la furlana anche le torri. Basta così, non dite altro per amor del cielo. Perché ho recitato tanto male? Sì, ma no. Quanto a recitare sono contento, ma non posso soffrire di sentire così maltrattati i bellissimi e dolcissimi versi della Didone. E se avessi saputo che il signor Lelio li ha così strapazzati, non l'avrei mai accettato nella mia compagnia. Dunque, pensate che io possa sufficientemente passare per recitante? Per una principiante siete passabile. La voce non è ferma, ma quella si fa con l'uso del recitare. Signora, badate bene di battere le ultime sillabe che si intendano. Recitate piuttosto adagio, ma non troppo. E nelle scene di forza caricate la voce, accelerate più del solito le parole. Guardate che soprattutto dalla cantilena e dalla declamazione. Ma recitate naturalmente, come se parlaste, perché essendo la commedia un'imitazione della natura, bisogna fare tutto ciò che è verosimile. Signora, un'altra cosa voglio avvertirvi. Quando un personaggio fa scena con voi, guardate, e non vi distraete con gli occhi e con la mente, non guardate qua e là per le scene, per i palchetti, perché da ciò ne nascono tre pessimi effetti. Il primo, che l'udienza si sdegna. Il secondo, che si commette una mala creanza verso il personaggio con cui si deve fare scena. E per ultimo, che quando non si va dal filo del ragionamento, arriva inaspettata la parola del suggeritore e si recita con sgarbo e poca naturalezza. Tutte cose che tendono a precipitare le commedie e a rovinare il mestiere. Vi ringrazio degli avvertimenti che mi date. Procurerò di metterli in pratica. Quando siete in libertà e che non recitate, andate agli altri teatri, osservate come recitano i buoni comici, perché questo è un mestiere che si impara più con la pratica che con le regole. Anche questo non mi dispiace. L'ultimo avvertimento voglio darvi, signore Leonora. Siate amica di tutti e non date confidenza a nessuno. Ah, se sentite dir male dei compagni, procurate di mettere bene. Se vi riportano qualche cosa che sia contro di voi, non credeteci e non badate loro. E circa le parti. Prendete quello che vi si dà e non pensiate che sia la parte lunga quella che fa onore al comico, ma la parte buona. E ho terminato. Mi ha dato più avvertimenti di quanto faccia un maestro di collegio il primo giorno che riceve un nuovo scolaro. Però gli sono obbligata. Procurerò di valermene al caso. E già che mi sono eletta a questa professione, cercherò di essere se non delle prime, non delle ultime almeno. Animo, signori, che sta giornata non è più venia. Tocca a Rosaura e al dottore. Eccoci. Devo, su, forza. Figliola mia, da che procede mai questa tua malinconia? È possibile che tu non lo voglia confidare ad un padre che ti ama? Per amor del cielo, non mi tormentate. Vuoi un abito? Te lo farò. Vuoi una festa da ballo? La ordinerò. Vuoi che andiamo in campagna? Ti condurrò. Vuoi un marito? Sì, te lo darò. Ma dimmi un poco, la mia ragazza, sei tu innamorata? Compatite le mie debolezze, sono innamorata purtroppo. Su, via, non piangere. Sei in età da marito ed io non lascerò di consolarti, se sarà giusto. Dimmi, chi è l'amante per cui sospiri?
È il figlio del signor Pantalone dei Bisognosi. Il giovane non può essere migliore. Sono contentissimo. Se egli ti brama, te lo darò. Sì, te lo darò, te lo darò. Poverino, non ho cuore di vederlo penare. Che c'è, Colombina? Vi è un povero giovanotto che passeggia sotto la finestra e piange e si dispera dalla testa per le muraglie. Chi è egli? È il povero signor Florindo. Il mio bene, il mio cuore, l'anima mia, signor padre, per carità. Ma certo, figlia, voglio consolarti. Presto, Colombina, fallo a chiamare, digli che anch'io gli voglio parlare. Subito, non perdo tempo. Quando si tratta di far servizio alla gioventù, mi consolo tutta. Caro il mio caro padre, che mi vuol tanto bene. Sei l'unico frutto dell'amor mio. Me lo darete per marito? Non dubitare. Ma vi è una difficoltà. E quale? Il padre di Florindo non si contenterà. Ah no? E per quale ragione? Perché anche il buon vecchio è innamorato di me. Lo so, ma non temere. Rimedieremo anche a questo. Eccolo che viene! Eccolo che viene! Eccolo che viene! Sembra proprio che muoia dalla consolazione. Signor dottore, io che... Perdonate che non so che cosa dire. Intendo. Siete innamorato della mia figliola e la vorreste come moglie, non è così? Altro non desidero. Ma sento a dire che vostro padre abbia delle pretensioni alquanto ridicole. Il padre è il rivale del figlio. Dunque non sa da perdere tempo. Bisogna levargli la speranza di poterlo ottenere. Ma come? Dando immediatamente la mano a Rosaura. Questa è una cosa che mi rallegra. Questa è una cosa che mi consola. Questa è una cosa che mi fa crepare dall'invidia. Animo, che si concluda. Datevi la mano. Ecco, unita al mio cuore. Eccola, in testimonio alla mia fede. Evviva gli sposi! Signor Pantalone, e ieri non vi siete degnati di parlarne? Ecco, ho rilevato la vostra intenzione ed io ciecamente l'ho assecondato. Cosa? Intenzione di cosa? Non avete voi sognato che vostro figlio fosse sposo della mia figliuola? Signor no, cosa vera niente? Ah no, avete pur detto lei di volerla maritare in casa Signor vostra? sì, ma non con mio figlio. E dunque con chi? Ma con me? Non credeva mai che a quest'età le sorprendesse una simile malinconia. Un patifiti, ho equivocato. Ma questo equivoco ha condotto il matrimonio di vostro figlio Florindo con Rosaura, mia figlia. Ma se vera niente, non l'accorderò mai. Se non l'accordate voi, l'accordo io. Voi e vostro figlio avete giurato amore alla mia figliuola, dunque o il padre o il figlio l'avete da sposare. Per me, tanto m'era uno quanto l'altro, ma siccome il figlio è più giovine e più lesto di gamba, egli è arrivato prima. E voi, che siete vecchio e zoppo, non avete potuto finire la corsa e siete arrivati a mezza strada. È il solito dei vecchi, dopo 4 passi bisogna che si Ma riposino. vi dico che questa è la cena baronata, che un pare lo ha da fare da damisana la puta per trapolare il figlio di un galantomo. È un uomo d'onore! Via, signor padre, non andate in collera! E un galantuomo, un uomo d'onore, non sa da sedurre la figlia di un buon amico contro le leggi dell'ospitalità e della buona amicizia. Per amor del cielo, non vi alterate. Bravi! Bellissima scena, bravi! Il nostro capo di compagnia va dicendo che il teatro si è rinnovato, che adesso si vanno seguendo tutti i più importanti precetti. Questa scena invece è uno sproposito. Non può stare, non può essere. E per qual motivo? Qual è lo sproposito che notate voi in questa scena? Uno dei più grandi e dei massicci che dir si possa. E chi è la patron? È il profeta delle commedie? È un poeta famoso, famosissimo. Sì, piede fame. Si ha a memoria la buconica di Virgilio. So e non so, ma so che questa scena è uno sproposito. Cosa c'è? Non si finisce di provare? Avremmo quasi finito, ma il signor Lelio grida e dice che la scena va male. Per quale cagione lo dice, signor Lelio? Ho inteso dire nella poetica di Orazio che non ci possono stare più di 2 persone contemporaneamente sulla scena e in questa sono addirittura 5. Orazio lo diceva per le commedie all'improvviso, quando i personaggi insieme creavano una gran confusione. Peraltro le scene si possono fare anche di 8, 10 persone quando siano ben regolate e che tutti i personaggi si facciano parlare a tempo, senza che uno disturbi l'altro, come accordano tutti i principali autori che hanno interpretato il passo di Orazio da voi allegato. Quindi ho sbagliato anche questa Sì, volta. prima di parlare sui precetti degli antichi, bisogna pensare al senso con cui li hanno scritti e al nostro tempo. Come è cambiato il modo di vestire, di mangiare, di conversare, così è cambiato anche l'ordine e il gusto delle commedie. Beh, così cambierà ancora e le commedie che voi portate in trionfo diventeranno delle anticherie. Le commedie diventeranno antiche dopo averle fatte e rifatte, ma la maniera di far commedia spererei che abbia a crescere sempre in meglio. I caratteri veri piaceranno
saranno sempre, e ogni vizio, ogni costume, ogni difetto prende aria diversa dalla varietà delle circostanze. Signor Orazio, di sua buona grazia, una delle due. O ci lasci finire di provare o permetta che ce ne andiamo. Avete ragione, questo signor comico novello mi fa usare una mala creanza. Quando i comici provano non si interrompono. Ma io pensavo che avessero finito col matrimonio, o quando Florindo sposa Rosaura, perché si sa che tutte le commedie finiscono sempre con un matrimonio, specialmente quelle del vostro autore. Questa poi, Tutte Orazio la compatissa, mi sta commedia finisce prima degli altri. Se contenta da che dica la mia scena e che dopo vada via. Ma sì, fate quello che volete. Ma cospetta del diavolo! Ma se finisse la nostra maledetta Voi commedia! sempre gridate. Quando si prova vorreste che si andasse per concetti per finire presto. E quando si fa commedia, se qualcuno parla dietro le scene, taroccate che vi si sente dappertutto. Ma se tarocco gore son del rio delle tende che piente gente che fa rumore. E mi meraviglio di lui, signor capo della compagnia, che non fa niente per cavarmi tutta sta gente dai piedi. Per l'avvenire non sarà più così. Voglio la scena assolutamente sgombra. Io non capisco perché le persone vengono a vedere la commedia in scena. Lo fanno per non andare nella platea. Ma la commedia si gode meglio in platea che in scena. Sì, ma talloni dei palchi sputano e infastidiscono chi sta È vero, per perfezionare il buon ordine delle commedie manca l'osservanza di questa onestissima pulizia. Sì, e dai palchi, le coppiette, bisogna che le faccia manco rumore quando... Questo è difficile assai. Per dirla tutta, è una gran pena per noi altri comici recitare quando si fa strepito in teatro. Bisogna sfiatarsi per farsi sentire e questo non basta. Con il pubblico bisogna aver pazienza e certe volte che si sentono certe cantatine da gallo e certi fischietti, gente allegra il cielo aiuta. Mi dispiace che disturbino gli altri. E quando si sentono sbadigliare? Oh, segno che la commedia non piace. A volte lo fanno con malizia per rovinare le commedie se possono. Ma sì, ma lo sapete cosa cantano quelli che vanno alla commedia? Quel famoso intermezzo, come che faceva Signor mio, non vi è riparo, dove spendo il mio denaro, voglio far quel che mi va. Vago o non vago? Andi a farmi squartare a Cavù Oh, ma come parlano, signor Pantalone? con la bocca, compare. Invita di portarmi rispetto se vuoi che lo porta a me. E gabbia il giudizio, se non vuoi che in commedia che suggerisca qualche sproposito e che fa fare la figura del Pantalone. Via, basta così, terminiamo la commedia che manca poco. Dai. Allora, so che non vorreste che vostro figlio, so che non vorreste che vostro figlio, Sono qui. So che non vorreste che vostro figlio s'ammogliasse perché voi siete innamorato della mia figliola. Ma questa è vostra debolezza, portata al vostro carattere. Alla vostra età, Rosaura non si sarebbe mai persuasa di sposare voi. Dunque era inutile il vostro amore. Ed è un atto di giustizia che voi accontentiate vostro figlio. E se veramente amate Rosaura, farete un'azione eroica, da uomo savio, da uomo onesto, a cederla ad una persona che la renderà felice e contenta. E avrete voi la consolazione di essere stato la causa della sua più vera felicità. Sì ben, sono galantuomo, sono un uomo d'onore, gioco bene a sta punta e voglio fare un sforzo per dimostrare che l'amore che porto. Mio figlio sposerà vostra figlia, ma poiché vostra figlia mi lo va data con qualche passione e non me la posso dimenticare, non voglio mettermi a rischio, avendola in casa, di vivere continuamente all'inferno. Florindo, Dio mio, che il cielo ti benedicta, sposa signora Rosaura che la lo merita e resta in casa con ella e con suo signor pare finché son vivo me e non ti passerò un onesto e comodo trattamento. Rosaura, signora cara, da che non mi avevo onesto bene, oggi è bene a mio figlio e trattenlo con cura, con amore e carità e compatire le debolezze di sto povero vecchio, ormai più dal vostro merito che dalle vostre bellezze. Signor dottor caro, veni da me e metteremo subito in carta ogni cosa. Se vi bisogna roba, bessi, sto qua, farò tutto. Venderò, ma in sta casa non ne vengo mai più.
fare sto torto a Brighella. Eccolo qui, proprio come finiva il mio dialogo, la mia scena che non avete voluto sentire. Proprio così. Florindo sposa Rosaura, Arlecchino sposa Colombina e con i matrimoni finisce tutta la storia. Siete veramente spiritosi. Peraltro vorrei... Signor Orazio, che altro da provare? No, per quest'oggi basta così. E allora poteva sparagnarmi allora sta gran fatica. Perché? Perché mister Assa le sorte le scene le fa su codorno. No, signor Arlecchino, non dite così, signor Arlecchino. Anche nelle piccole scene si distingue l'uomo di garbo. Le cose, quando sono fatte, quando sono dette con grazia, compariscono il doppio. E quando le scene sono più brevi, tanto più piacciono. L'Arlecchino deve parlare poco, ma a tempo. Dire la sua botta frizzante, non stiracchiata. Stoppiare qualche parola naturalmente, ma non stoppiarle tutte. E guardarsi da quelle stoppiature che sono comuni a tutti i secondi zanni. Bisogna sempre creare qualche cosa del suo e per creare bisogna studiare. La me perdona, ma se può creare anche senza studiare. E come? Far come che ho fatto qui. Che giuro che non ho mai letto un libro in vita mia, ma appena mi sono sposato ho creato subito due fioi. Se non si prova altro andrò via ancora io. Ma signora, andremo tutti da signor Orazio che ci darà il caffè. Ma sì, prego, si accomodi, tutti pure. Signor Orazio, una cosa sola. Poi ho concluso. Ho inteso quello che voi volete portare sulla scena. Una vera rivoluzione. Solo il tempo dirà se avrete avuto ragione voi e il vostro autore. Si possono cambiare maschere, si può cambiare costume. I sogni mai nessuno li può cambiare. Non voglio sentire altro. Cosa volete dire? Intendo dire che quello che abbiamo fatto noi comici dell'arte non andrà perduto, tutto resterà. Pantalone sarà Totero, Brighella sarà Gregorio, Colombina sarà Cecilia, il dottore tornerà nei Russi, Florindo sarà Filippetto, Rosaura sarà Bettina e Arlecchino sarà Tracagnini. Voi non sarete degli attori, ma sarete dei personaggi in cerca di autori, di emozioni, di sogni. Bravo, signor Lei. Emozioni, sogni che vengono ispirati dalla vita stessa, il vero magazzino delle nostre commedie. Il tempo è quasi maturo per rimuovere anche le masse. Toglierete quella in cuoio per indossare le vostre. Avrà ragione quello che un giorno dirà delle molte maschere e pochi volti. Voi non sarete altro che una maschera per travestire la realtà. Ma non stai a dir così, ne fa parte anche lui della compagnia, come la signora cantatrice. Ora che ho compreso, parti in commedia non ne farò più. Il nostro tempo è finito. Per noi non c'è più calma. Tant'è, la nostra commedia è finita. Signor Orazio, dite che è proprio così. Signora, sì. D'ora in avanti servirà ordine, disciplina. Bisognerà dire solamente il premeditato e per nessuna ragione secondare il pubblico con salti e lazzi, sobrietà, pulizia. Basta battute immorali, personaggi doppi. Solo il vero sa da mettere in scena, perché dia l'esempio di come comportarsi in verità. Questo ha da essere il teatro moderno. Questo è il nostro teatro. Oh.